Ciao a tutti, Ciao a tutti. bentornati sul Salotto Siciliano. Oggi è un'intervista importante. Siamo Sala degli Specchi, siamo onorati di essere stati ospitati qua. Abbiamo rinnovato il nostro appuntamento con il nuovo sindaco, visto che avevamo fatto l'intervista con il vecchio Corrado, adesso anche con il nuovo, perché sembra che ci sia una sorta di obbligo per tutti i sindaci che si devono chiamare Corrado da un po' di Buon tempo. pomeriggio a chi ci sta seguendo da casa. Intanto io ci tenevo a dire che noi abbiamo intervistato 2 sindaci di Noto nell'arco di 2 mesi ed è una cosa più unica che rara che succede nell'arco di 10 anni, Vero. un discorso del genere. Ma io vorrei partire con una domanda. Cosa si prova ad avere 9.000 voti sulle spalle? Forse mi sembra sia stato il più grande consenso degli ultimi 20 anni. Allora, intanto un grande atto di fiducia da parte di tutti i netini nei miei confronti. In questa tornata elettorale, oltre ad essere stato il sindaco più votato comunque nelle elezioni amministrative a Noto, sono stato anche il sindaco più votato in tutta Italia con un 72,93% dei consensi. È un atto di grande fiducia, come dicevo poc'anzi, ma anche un atto di grande responsabilità da parte di tutti i netini nei miei confronti. Io ho l'onore e l'onere di rappresentare la mia città e di realizzare soprattutto il programma elettorale, perché se c'è stato questo grande consenso è evidente che i nostri concittadini hanno fiducia nel programma che abbiamo presentato e vogliono che venga realizzato. Quindi provo una grande emozione, non ve lo nascondo, una grande gioia, ma anche una grande responsabilità che cercherò di rispettare realizzando il programma elettorale che ho presentato alla città insieme a tutta la coalizione, perché crediamo in questo programma e crediamo soprattutto che questo programma elettorale possa cambiare la nostra città. Va bene. Io volevo fare una domanda invece che secondo me è interessante per i nostri ascoltatori, sapere la tua risposta. In questo periodo sono stati affibbiati un po' di nomignoli, no? Per anche il suo modo di essere conosciuto da un po' di persone. Lei come si sente di rispondere o come ha preso anche questa situazione, questa circostanza? Ma da questo punto di vista... Ti fa una risata, dici? No, devo essere sincero, io guardo più alla concretezza delle azioni e alle cose che bisogna fare. Sono una persona anche molto modesta e sono anche una persona che accetta lo scherzo, quindi da questo punto di vista non sono una persona permalosa, suscettibile o presuntuosa, anzi, però nel ruolo che rivesto e soprattutto in campagna elettorale che ci sta anche la battuta, ritengo che la cosa più importante sia fare bene per la città, quindi non mi faccio distogliere dal mio obiettivo, che è quello di lavorare per la nostra comunità. Com'è stata questa campagna elettorale? Come ti è sembrata? Perché siamo stati, sicuramente rispetto agli altri anni, questa campagna elettorale è stata particolare perché c'è stato il Covid. Devo essere sincero, dal punto di vista di clamore magari è stato un po' più sottotono, però dal punto di vista di intensità, proprio perché c'era il problema Covid, è stata una campagna elettorale intensa, perché per raggiungere tutti ho fatto una campagna elettorale andando casa per casa, incontrando tutti i miei concittadini, andando in ogni piazza, in ogni strada, cercando di far conoscere qual era la nostra idea di città, qual era la nostra idea di cambiamento e qual era il nostro programma elettorale. Ma è stata più difficile questa o le altre, visto che tu hai vissuto sia l'esperienza di una campagna elettorale normale prima del Covid?
Questa sicuramente è stata più difficile proprio per le difficoltà legate al Covid e anche per il prolungamento della campagna elettorale, perché sappiamo tutti che bisognava votare a giugno e poi è stata rinviata ad ottobre la tornata elettorale e questo comunque ha creato una situazione nuova che nessuno di noi era abituato, quindi sicuramente questa è stata più faticosa, più stressante e anche più intensa. A proposito di quello che stava dicendo prima, quando lei ha detto che è stato dappertutto, è stato in tutte le strade, eccetera, anche lei stesso dice che è il sindaco di tutti, appunto. Io volevo sapere più di preciso, quando dice che non ci devono essere dei cittadini di serie A e serie B, ad esempio quando ha nominato le contrade come Granieri, Testa dell'Acqua, Castelluccio, quali sono i veri effettivi progetti che ha per queste contrade? Allora, intanto sin da subito ho cercato di capire durante la campagna elettorale quali erano i problemi e le difficoltà che c'erano in queste contrade e perché si sentivano molte volte cittadini di serie B, perché si sentivano distanti dalla città, non avevano servizi. I servizi che mancano nelle contrade sono diciamo notevoli, dal sistema della raccolta dei rifiuti che non avviene nello stesso modo che avviene in città e nel centro abitato, dal problema idrico che nelle contrade magari si presenta in modo molto più evidente, oppure anche nella realizzazione di eventi e nella tutela del territorio come anche nella valorizzazione del territorio. Intanto vi posso dire che da subito, appena mi sono insediato, il mio primo passaggio è stato quello di andare proprio nelle contrade. Sono stato in quelle zone dove ritenevo che c'era maggiore necessità di presenza della nuova amministrazione. Sono stato anche a Testa dell'Acqua, sono stato a Granieri, sono stato a Santa Lucia, sono stato a Rigolizia, sono stato a San Lorenzo, sono andato in contrada Codalupo, contrada Codalupo che è tra Noto e Rosolini, e vi posso dire che mi ha sconvolto vedere quelle zone che erano martoriate dai rifiuti. Martoriate dai rifiuti, completamente distrutte, invase dai rifiuti e vi farò vedere anche delle foto. Il mio primo atto da sindaco di questa città è stato quello di far ripulire queste contrade dopo anni di abbandono. Ci sono andati le ruspe, ci sono andati i mezzi, quelli con cassonati da parte della ditta che gestisce il sistema di raccolta, e abbiamo bonificato tutte quelle zone. Sto facendo sistemare, insieme alla mia amministrazione, stiamo facendo sistemare tutta la grifiera a Testa dell'Acqua, che ormai la struttura fieristica era completamente in stato di degrado e di abbandono. Sì, ho notato che durante gli anni la situazione della grifiera è andata sempre a sciamare. Infatti era una struttura fieristica, una zona importante, e annuncio anche a questo punto alla città che nei prossimi giorni sarà finalmente riconsegnata a tutto il territorio netino e sarà disponibile per realizzare eventi fieristici e anche eventi nel periodo natalizio che già abbiamo programmato, e anzi vi invito ad andare a Testa dell'Acqua sia in piazza che nella grifiera, che ci saranno degli eventi durante il periodo natalizio. Noi sicuramente saremo lì a documentare questi eventi. Grazie. Mercatini. Ci saranno anche dei mercatini, ci saranno degli spettacoli musicali e poi si passerà a degli eventi che devono valorizzare la nostra agricoltura, il nostro allevamento d'eccellenza, cioè devono valorizzare i prodotti del nostro territorio, anche perché, come ho ripetuto in campagna elettorale e come non mi stancherò mai di ripetere, nel nostro territorio ci sono più di 600 aziende agricole. Forse è un primato in Sicilia e tra la più alta percentuale che c'è anche in Italia. Quindi vuol dire che ci sono aziende d'eccellenza e vuol dire che ci sono anche tante aziende che hanno investito in Sicilia e nel nostro territorio. Assolutamente. I traguardi entro il primo anno che ti sei imposto
Allora, i traguardi che mi sono imposto entro il primo anno è quello di rimettere di nuovo in funzione la macchina amministrativa della nostra città, farla ripartire, farla funzionare bene, e i cittadini devono avere la percezione che vedono nel comune come un partner privilegiato e non come un ostacolo nell'avere dei servizi. Poi quello di immediatamente dare un'impronta diversa nel sistema di raccolta dei rifiuti, e già ci stiamo lavorando, e vi posso dire che nelle prossime settimane ci saranno anche da parte della Giunta degli atti importanti che andranno in questa direzione, e interventi che stiamo facendo anche nel territorio per riparare e sistemare determinate condutture d'acqua, per non avere dei problemi, e iniziare già nella zona balneare di Lido di Noto a fare degli interventi per rendere anche più vivibile durante il periodo estivo la zona balneare, che, come abbiamo visto in questi anni, è stata completamente abbandonata e degradata. A proposito di questo, ci sarà anche questa famosa pista ciclabile Loro Vendicari, spero sia finalmente realizzata, anche perché io usufruisco della bicicletta, ogni tanto mi piace farmi una passeggiata, quindi spero sia uno dei progetti che andrà in porto in questi 5 anni. E allora non vi nascondo che da questo punto di vista già ci stiamo lavorando, abbiamo avuto una conferenza di servizi importante, sia in merito alla pista ciclabile e sia in merito anche al trenino turistico che va a Vendicari passando per Eloro. Quindi stiamo lavorando, diciamo, a queste due iniziative importanti. Vi posso dire che ci sono già in atto una serie di progetti presentati che possono attingere i fondi dal PNRR. Quindi c'è stata proprio una prima conferenza di servizi con Ferrovie dello Stato, con il Comune di Noto alla mia presenza, insieme alla Giunta e all'Ufficio Tecnico Comunale. E stiamo lavorando in questa direzione e speriamo in questi 5 anni non soltanto di avviare i lavori, ma di realizzare già dei tratti importanti. Ho capito. A proposito cioè non andando tanto lontano riguardo ai cittadini di Serie A e Serie B, ritornando un attimo indietro alla domanda che ho fatto prima, volevo sapere se ha anche dei progetti per dei quartieri come Agliastrello o Macchina del Ghiaccio, anche la zona delle Mannarazze, non so che adesso come si chiama in italiano. Ma quartiere Mannarazze? Mannarazze Sì. pensavo fosse siciliano. No, ma da questo punto di vista, ragazzi, vi devo dire che noi dobbiamo rivalutare le nostre tradizioni, e così anche i nostri quartieri con i suoi nomi, perché molte volte si cerca di dare nomi diversi a quelli che sono i nostri quartieri, che rappresentano la nostra identità, la nostra cultura, e sono il valore aggiunto di questa città, e che apprezzano anche chi viene da fuori, i nostri visitatori. Senza dubbio questa amministrazione ha in essere di rivalutare questi quartieri, anche creando degli eventi e sistemando in questi quartieri, perché ci sono delle zone che sono completamente anche lì abbandonate, e sono stati fatti negli anni delle brutture, mettendo al posto del ciotolato, mettendo magari asfalto oppure illuminazione brutta che non è attinente al quartiere storico. Quindi quello di rivitalizzare e rigenerare dal punto di vista urbano questi quartieri. Non a caso abbiamo inserito all'interno delle deleghe date agli assessori delle deleghe nuove, proprio che vanno nella direzione di questo cambiamento attraverso la rigenerazione urbana, e quindi rivitalizzare questi quartieri storici. Faccio un'ultima parentesi, c'è la probabilità che queste zone diventino ZTL?
Allora, queste zone possono diventare ZTL naturalmente realizzando le infrastrutture adiacenti a queste zone. Per infrastrutture mi riferisco a parcheggi e anche al collegamento attraverso dei bus magari sostenibili, green, elettrici, piccoli. Questo sarebbe la più grande scommessa ed è su questo che stiamo lavorando, tant'è che abbiamo dato anche un'altra delega innovativa in questo comune che non c'era mai stata, mobilità sostenibile. Ottimo, credo sia fondamentale a questo punto anche con adesso il TG che ci tartassa, no? Adesso il TG si è accorto che c'è il problema ambientale, quindi sarebbe anche ottimo da parte del nostro comune Perché poi è muoversi. un modello che è stato attuato anche qua vicino da Siracusa, perché mi sembra i bus che si spostano all'interno di Ortigia, che comunicano con la terraferma, sono tutti elettrici. Quindi il modello penso sia simile, non... Devono essere un po' più piccolini, viste anche le dimensioni della nostra città, quindi devono essere attinenti anche alle vie della nostra città, e da questo punto di vista ci sono anche dei fondi che devono uscire a breve, quindi dobbiamo essere bravi poi ad intercettarli. Ma invece, parliamo dell'ufficio del cittadino, dove sarà situato? Allora, l'ufficio del cittadino sarà situato all'interno sempre degli uffici comunali e sicuramente sarà all'interno degli uffici che danno i servizi al cittadino, ma per ufficio del cittadino noi intendiamo un ufficio che riesca a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e riesca a smistarle ed intervenire immediatamente, cioè deve essere la voce dei cittadini e deve dare anche quei servizi in maniera veloce al cittadino senza bisogno di attendere o che ci siano delle lungaggini burocratiche, oppure che i cittadini vadano più volte presso gli uffici e non avere immediatamente delle risposte. Stiamo lavorando, ed è questo anche un'altra delega che abbiamo inserito tra le deleghe degli assessori, alla digitalizzazione e informatizzazione dei processi dell'ente, quindi attraverso la Smart City che si dice all'interno dell'ente comune, quindi il comune diventa una Smart City. Quindi ci sarà un portale per le segnalazioni anche online, immagino. Certo, anche da questo punto di vista stiamo lavorando per creare un intervento immediato attraverso i portali, attraverso internet. Qual è ti faccio due domande in una. Qual è il progetto di cui va più fiero e l'altro progetto di cui invece ha più timore che non si realizzi? È una bella domanda. Sono tutte e due delle belle domande. Il progetto di cui vado più fiero senza dubbio sarà quello più importante, sarà quello di riorganizzare il sistema dei rifiuti. Questo sì, è una grande scommessa che abbiamo fatto ed è al primo punto anche del decoro urbano della nostra città. Questa è la cosa che mi renderà fiero se alla fine dei 5 anni abbiamo creato un sistema virtuoso per cui i rifiuti non diventano un problema ma diventano una risorsa. E la cosa che invece mi spaventa di più è quella di non riuscire entro i 5 anni, ma farò in modo di realizzarlo, il processo proprio quello di unire il territorio dando a tutti gli stessi servizi, perché come sappiamo il nostro territorio è molto vasto, è il quarto d'Italia, quindi il primo in Sicilia senza dubbio, quindi il nostro obiettivo è quello di unire questo territorio attraverso i servizi e dare a tutti la stessa qualità di servizi, senza esserci cittadini, come dicevo durante la campagna elettorale e lo ribadisco oggi, cittadini di serie A, cittadini di serie B, e non lasceremo mai ultimi a nessuno, perché questo è l'obiettivo dell'amministrazione. L'amministrazione, come ho sempre detto all'indomani della mia elezione, è l'amministrazione di tutti i netini e deve portare avanti le esigenze e risolvere i problemi di tutti i netini. A proposito di quando parlavamo del quartiere Mannarazze, no? Lei ha
ha cercato di mantenere quell'identità siciliana. Però che non ci siamo, ogni tanto mi dai del lei, ogni tanto mi dai del tu. Sono un si deve ragazzo, decidere. cambiamo anche questo modo di fare le interviste, datemi del tu, Va perché bene. siamo Va tutti, bene, siamo vero. coetanei, Va siamo bene. coetanei. Sì, sicuramente saremo coetanei. Comunque, a proposito di questa identità siciliana che vogliamo mantenere, anche è un nostro obiettivo, appunto, come ci chiamiamo noi, Salotto Siciliano, e faccio una piccola parentesi all'interno dell'intervista. Noi abbiamo intervistato proprio pochissimo tempo fa Alessio Miceli, che era un comico delle nostre zone che portava avanti questa identità, e lo invito a vedere a tutti, piccola parentesi. Però le faccio un'altra domanda. Ha parlato durante la sua campagna elettorale del Littara. Sì. Quali sono i progetti che ha all'interno del Littara e perché il Littara è stato chiuso? Allora, il Littara intanto è stato chiuso da anni perché c'è un problema ai solai del Littara e quindi necessitano di investimenti importanti. A mio avviso il Littara deve avere due finalità: o si dà una direzione turistica, e questo si può anche perseguire attraverso non la vendita del bene. Io non sono d'accordo, perché il Littara è un bene della città, però attraverso la valorizzazione, cioè la concessione del bene per diversi anni, eventualmente a imprenditori che lo vogliono rivalutare e quindi rendere struttura ricettiva, eventualmente questa concessione rinnovabile per altri tot anni, in modo tale che il bene resta di proprietà del comune. Il comune trae anche benefici perché il bene viene valorizzato e ottiene anche un ritorno economico da questa concessione del bene. Questo bene, essendo rivalutato, il Littare, visto la posizione strategica che c'ha, può essere da collettore fra il piano alto e il centro storico della città, e quindi incominciare a creare un itinerario turistico anche che unisce il piano alto col centro storico della città. Quindi, a mio avviso, la finalità turistica è quella da perseguire, ma deve essere perseguita non come vendita del bene, ma come concessione del bene, perché quel bene deve rimanere nella disponibilità e nel patrimonio dei cittadini di Noto. Penso sia la struttura più grande in centro a disposizione del comune. Senza dubbio, e infatti a mio avviso quello spazio lasciato così vuoto e in abbandono è uno spazio, diciamo, perso per l'intera città, e deve essere rivalutato e deve essere messo di nuovo in condizioni non soltanto di produrre per la città, ma deve collegare, come ho detto, l'intera città, perché deve essere, diciamo, quell'itinerario che deve collegare il piano alto col centro storico e deve dare anche una qualità superiore di servizi, sia dal punto di vista ricettivo e sia dal punto di vista turistico-culturale. Soprattutto c'è da dire riguardo il piano alto che il piano alto è stato valorizzato tantissimo all'interno del film Cyrano de Bergerac. E quindi è stata una cosa pazzesca, perché io non mi sarei mai immaginato che la Metro Golden Mayer da Londra scendeva a Noto e non usufruiva del centro, ma usufruiva del piano alto. Da questo punto di vista io devo dirti, visto la nostra giovane età, che comunque questo è stato uno degli esempi, ma il nostro piano alto anche in passato, negli anni 70, negli anni 60, è stato diciamo un set cinematografico per film importanti con Sofia Loren o altri artisti di livello, quindi Noto è stato sempre un set cinematografico, anche perché la struttura della città dà questa possibilità. Noto è un set cinematografico a cielo aperto, infatti a mio avviso bisogna puntare su questo settore, e questo settore deve essere anche trainante dal punto di vista culturale e turistico, e deve essere trainante anche per destagionalizzare. Quindi questo sarà anche un altro punto su cui questa amministrazione cercherà di dare delle risposte importanti. Ma cambiamo totalmente argomento. Nel tuo programma elettorale, o diciamo ora, hai in mente iniziative o progetti per i giovani? Perché negli ultimi anni
un pochino i giovani sono stati messi di lato. Allora, naturalmente, quando io mi sono insediato il 16 ottobre del 2021, ho detto che aprivo questo comune a tutti i cittadini, iniziando ad aprire anche le stanze di questo comune, compresa la stanza del sindaco ai cittadini, e chiedendo ai giovani di avvicinarsi e il comune di farsi portavoce attraverso un'attività più snella, più veloce, per aiutarli ad investire in questa città. Questa amministrazione deve essere portavoce di questi giovani, deve portare avanti se ci sono delle iniziative che devono aiutare i giovani a realizzarsi a Noto. Quindi senza dubbio i giovani sono al centro del progetto di questa amministrazione e faremo anche delle iniziative per consentire ai giovani di rimanere a Noto e di non dover andare fuori Noto per potersi divertire o per poter anche realizzare delle attività, perché la cosa che io in questi anni ho visto è che molti giovani di Noto hanno realizzato delle attività o delle iniziative fuori dal proprio comune perché non hanno avuto l'opportunità di potersi realizzare, anche andando nei comuni vicino a Noto. Quindi da questo punto di vista l'amministrazione si fa portavoce e garante dei giovani e di aiutarli a realizzare eventualmente delle iniziative all'interno della nostra città. Quindi la porta di quell'ufficio è sempre È sempre aperta costantemente, tant'è che fino ad oggi io ricevo tutti senza appuntamento e ricevo costantemente tantissime persone e tanti giovani. Ok, adesso le volevo fare una domanda che potrebbe sembrare un po' complicata da rispondere. Qual è un pregio e un difetto della vecchia amministrazione? È molto difficile questo da dire, più che altro direi che pregi non riesco a trovarne, purtroppo no, soprattutto anche in questo mese di amministrazione noto che ci sono state tante occasioni perse e ci sono state soprattutto tante situazioni complicate lasciate che ci immaginavamo e l'abbiamo detto pubblicamente durante i comizi e non ci siamo sbagliati. Io in questi giorni ho passato anche tanto tempo a lavorare insieme a delle situazioni di contenzioso lasciate dalla precedente amministrazione. Quindi da questo punto di vista devo dire che purtroppo ci sono state delle occasioni perse. Ho capito, va bene. Un'altra domanda, cosa consiglia a un giovane che ci ascolta e vorrebbe cominciare una propria carriera politica, visto che la sua è una sorta di vocazione, quello di fare il sindaco di Noto? Credo che sia una domanda adatta per te, perché stavo ritornando a darti del lei. Vabbè. Ancora non è domestiere. Io quello che consiglio a un giovane intanto di sognare e di perseguire questi sogni, di non arrendersi mai, e io ne sono la dimostrazione, perché io ho sempre creduto nella mia città, io amo Noto e ho la passione per la politica. Non mi sono mai arreso, il mio sogno è stato sempre quello di fare il sindaco di questa città, ma non per dire che sono il sindaco di Noto, ma per fare qualcosa per la mia città in cui ho deciso di vivere e ho deciso di fare vivere mia figlia. Quindi invito tutti i giovani a credere nei progetti e a credere soprattutto nei propri sogni. I sogni, se si crede veramente in qualcosa, possono realizzarsi e possono diventare realtà. Io oggi sono una persona felice, sono una persona soddisfatta, ma non sarò al 100% soddisfatta fin quando non avrò realizzato il programma elettorale e non avrò visto che questa città è cambiata, rendendola una città all'avanguardia, una città europea. Quindi
con questo Con questo noi concludiamo e ci diamo appuntamento all'anno prossimo. Rinnoviamo l'invito per l'anno prossimo, così vediamo. Sicuramente noi avremo modo di vederci perché abbiamo in serbo un sacco di iniziative e ci serve la vostra mano del comune qui a Noto. E noi salutiamo chi ci sta seguendo da casa e non faremo mancare il nostro appoggio nei vostri confronti, come non lo faremo mancare nei confronti di tutti i netini e di tutti quei giovani che hanno voglia di fare qualcosa per questa città. Grazie. Un bacio. ciao.